All'indomani della tragedia a Concordia Sagittario, dove una mamma ha perso la vita tra le fiamme cercando di salvare la figlia, una cugina lancia l'appello "Aiutiamo le figlie". Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e lucido ai paese spente nel giorno del funerale di mamma Paola. Ieri la veglia di preghiera, comunità incredule sotto shock. Prima i colpi di mazza dell'assessore Boraso, poi al campo Sinti di via del Gran Turco entrano in azione le ruspe, abbattute le prime 5 casette. Presentato l'intervento di ampliamento dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, che al termine dei 4 anni di cantieri potrà ospitare 16 milioni di passeggeri. Tragedia a Cavallino Treporti, una donna di 76 anni è morta dopo aver perso il controllo della sua auto finendo dentro il canale, il paese è sotto shock. Controlli a tappeto nello storico locale Mestrino TAG, molte norme non rispettate in fatto di sicurezza, l'attività è stata sospesa. Basket è stata una partita sofferta, ma alla fine l'Umana Reyer ha avuto la meglio su Brindisi con il risultato finale di 70-59. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli, la tragedia di Concordia Sagittaria, dove ieri mattina una mamma ha perso la vita tra le fiamme della casa andata a fuoco nel tentativo di salvare la vita della figlia più piccola di 11 anni. Il rogo per un cortocircuito delle luci dell'albero di Natale. Oggi una delle cugine ha lanciato un appello: apriamo un conto per queste 2 ragazze rimaste orfane della mamma. Sentiamo. Ieri la tragedia immane con la casa andata a fuoco per un cortocircuito sembra innescato dalle luci dell'albero di Natale, dove una mamma è morta nel tentativo di salvare dalle fiamme la più piccola delle 2 figlie, qui a Concordia Sagittaria, zona Paluetto, in via Battisti, al Civico 20. E alle mie spalle vedete la casa della tragedia, dove ha perso la vita mamma Paola di 45 anni per tentare di mettere in salvo le figlie di 11, figlia che invece con la sorella maggiore si trovava già fuori dalla casa e in salvo. Le 2 sorelle si erano infatti gettate dalla finestra che affaccia sul retro del giardino, con la maggiore di 19 anni che nella caduta si è pure slogato una caviglia. Inutile ogni tentativo di soccorso dei vigili del fuoco e dei sanitari, giunti insieme ai carabinieri. Per Paola Castellette, 45 anni, insegnante di sostegno, non c'è stato nulla da fare. È morta a causa dell'esalazione del fumo per le quali ha perso i sensi, finendo travolta dalle fiamme nella sua camera da letto. Una fine atroce a cui ha assistito anche uno dei 2 fratelli di lei, entrambi vigili del fuoco, con il primo che aveva da poco preso servizio. La casa, ora transennata e dichiarata inagibile, si trova accanto a quella della mamma della vittima, dove ora hanno trovato riparo le 2 nipoti. La mamma era separata dal marito infatti da circa 2 anni. Oggi nell'abitazione della nonna il via vai dei familiari, amici e parenti, fortemente preoccupati per le sorti delle 2 ragazze rimaste orfane di madre e con una situazione familiare davvero molto difficile. Il toccante appello di una delle cugine della giovane mamma: presto, dice, verrà aperto un conto corrente per dare loro un aiuto concreto. In tutti i social cercheremo di mettere a questo avviso questo conto corrente aperto alle ragazze che hanno tanto bisogno economico. Anche di vestiti, di cosa c'è bisogno? Di tutto, però è meglio i soldi a questo punto. Con i soldi cerchiamo noi di combinare, comprargli quello che loro necessitano. Queste 2 ragazze hanno tanto bisogno. L'affetto cercheremo di darglielo noi, però un contributo economico da parte vostra, di tutti. Ieri sera a Concordia, per la mamma Coraggio, la comunità si è ritrovata nella chiesa parrocchiale per una veglia di preghiera in attesa dell'ultimo saluto, durante il quale per l'intera giornata il paese sarà listato a lutto. Un intero paese sotto shock, questo di Concordia Sagittaria, ancora incredulo di fronte alla terribile tragedia costata la vita a mamma Paola. È il primo cittadino a rappresentare lo sgomento di tutta la comunità. Si era pensato come amministrazione comunale il giorno del funerale di dichiararlo una giornata di lutto cittadino, magari anche spegnendo le luminarie per quella serata, per dare un segno tangibile della vicinanza della comunità concordiese alle famiglie.
E se ieri sera il nuovo parroco, Don Natale Padovese, in attesa dell'ultimo saluto ha tenuto una veglia di preghiera per la mamma che ha sacrificato la propria vita per tentare di salvare quella della giovane figlia, oggi in paese non si parla che di lei. Paola Collodette, conosciuta da buona parte della gente come una grande lavoratrice, è un'ottima madre, completamente devota alle sue 2 figlie di 19 e 11 anni. La mamma è una grande figura. Voi la conoscevate? Di vista sì. Al mercato cittadino stamane non si parlava che di questo, racconta anche questa ambulante. È una tragedia, non ci sono parole per quello che è successo a questa famiglia. Io non ho ancora, poi tra l'altro l'ho sentito ieri sera per telegiornale e quando ho sentito appunto, cioè è una cosa, sembra che è impossibile. E tra la comunità concordiese si è da subito attivata la grande macchina della solidarietà a favore delle 2 figlie rimaste senza la loro dolce mamma. E anche merita, insomma, 2 bambine così, lasciarle così senza niente, come no? Si può partecipare, sì. Si deve partecipare, vero? Sì, sì, è giusto, perché ho sentito anche che il comune vuole aiutare anche la popolazione. È una buona iniziativa, dopo dipende appunto da come è strutturata la famiglia, perché mi risulta che avessero 2 figlie e un marito presumo. Sì, la signora era separata. Tra l'altro, e quindi sì, problemi che si aggiungono a altri problemi. È giusto sicuramente alla fine, perché insomma se sono rimaste da sole purtroppo bisogna fare qualcosa, questo è sicuro. Il minimo che si può fare in queste occasioni, anche perché è Natale anche per loro purtroppo, non sarà un felice Natale e presumo anche per i prossimi anni il Natale sarà sempre pesante. Lasciamo questa tragedia e parliamo ora delle ruspe che sono arrivate al Campo Sinti di Favaro Veneto. Questo primo colpo di mazza è simbolico per dire che finalmente l'amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro dalle parole passa ai fatti e cominciamo a demolire ciò che c'è di abbandonato in questa realtà. E un po' alla volta riusciremo finalmente a liberare questa area dall'abbandono. Prima i colpi di mazza dell'assessore al patrimonio Renato Boraso, poi al Campo Sinti di Via del Gran Turco entrano in azione le ruspe. A venire abbattute le prime 5 delle 38 casette realizzate nel 2009 dalla Giunta Cacciari, con una spesa di 3 milioni di euro e una lunga coda di polemiche. Altre 4 seguiranno a stretto giro. Tutti edifici ormai abbandonati dai loro inquilini, che nel frattempo hanno preferito andarsene altrove. Il riutilizzo, anche volendo, non sarebbe stato possibile per le pessime condizioni degli immobili. Non resta dunque che smantellare. Perché lo facciamo? Perché ci è arrivata voce del rischio concreto che da altri campi in via di smantellamento in altre parti del paese, Milano, Roma, Napoli, ci sarebbero delle persone interessate a trasferirsi qui o spostarsi sapendo che ci sono delle case vuote, degli edifici possibilmente occupabili. Questo non deve accadere, non vogliamo in qualche modo ritornare a un campo straffollato, non vogliamo che da altre parti arrivino qua e quindi togliamo assolutamente ogni possibile spazio per future occupazioni. Alla fine, ricorda la vice sindaco e assessore alla casa Luciana Colle, l'intero campo dovrà essere abbattuto per legge e le persone che ci vivono integrate nella comunità. Solo allora si potrà parlare di assegnazione di case pubbliche per quanti ne hanno titolo. Le persone che abitano qua devono imparare a vivere civilmente, cioè trovarsi un lavoro, inclusione, scolarizzazione dei ragazzi e quindi andare a scuola, riuscire a vivere pacificamente in forma proprio civile. Dopodiché si può parlare di inclusione in case, perché altrimenti noi non possiamo permetterci di creare problemi al territorio, assolutamente. È stato presentato l'intervento di ampliamento dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, che al termine dei 4 anni di cantieri potrà ospitare 16 milioni di passeggeri. Cresce l'aeroporto di Venezia, che entro il 2025 vedrà la realizzazione di una nuova sala imbarchi, l'ampliamento del corridoio arrivi, un nuovo impianto di smistamento bagagli, 5 ulteriori pontili di imbarco a servizio dei voli, nuovi locali impianti, un livello interrato per operazioni tecniche e un imponente fabbricato dedicato alla logistica. L'intervento si svilupperà sul lato nord dell'attuale terminal per una superficie totale di oltre 59.000 metri quadri. Un passo molto importante, un investimento di 350 milioni che si svilupperà in più fasi e che si concluderà nell'arco di 4 anni e quindi porterà l'aeroporto ad avere una
possibilità di ricevere fino a 16 milioni di passeggeri. Il progetto esecutivo è stato di recente approvato da ENAC e porterà l'estensione dello scalo a 140.000 metri quadri rispetto ai 42.000 con cui si era partiti nel 2003. Il 2018 vedrà l'aeroporto veneziano superare gli 11 milioni di passeggeri. I lavori, finanziati per 150 milioni da Banca Europea per gli investimenti, cominceranno a maggio del prossimo anno e comporteranno l'impiego di circa 2.700 operai per tutta la durata del cantiere. Prosegue intanto la fase progettuale per l'auspicato collegamento ferroviario. Stiamo lavorando in maniera proficua con Ferrovie dello Stato. Mi auguro che i procedimenti che hanno visto bloccare altre importanti opere infrastrutturali e la discussione eterna sull'alta velocità non provochi rallentamenti su questo importante collegamento che dovrebbe migliorare sicuramente l'adduzione del traffico all'aeroporto. Insoddisfatti della legge di bilancio, gli industriali veneziani chiedono al governo misura a sostegno degli investimenti a Porto Marghera. Questo governo deve pensare alla crescita, deve pensare allo sviluppo, deve pensare all'occupazione, ma ascoltando le aziende, perché sono le quali procurano posti di lavoro. Noi da anni stiamo chiedendo riconoscimento delle zone economicamente speciali, delle zone in cui chi opera ha un incentivo fiscale. Ce ne sono nel mondo 8.000, ce ne sono in Europa 400, perciò chiediamo una cosa che ormai è consolidata. Benefici fiscali per le imprese che effettuano investimenti all'interno dei porti commerciali del nord, a partire da quello di Venezia. A chiedere che la misura venga introdotta nella legge di bilancio attualmente in discussione è la Confindustria Lagunare, che denuncia la pressoché totale mancanza di risorse a sostegno delle imprese e dello sviluppo. Tenete presente che in questa finanziaria, così se passa com'è, ma ormai è definitiva, per la ricerca sono previsti 60 milioni di euro e per solo 60 milioni. E per l'università 50 milioni. La manovra vale per il reddito di cittadinanza oltre 14 miliardi di euro. Riflessioni condivise dal senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, autore di alcuni emendamenti alla legge di bilancio che prevedono un credito d'imposta per chi investe nelle zone franche di Marghera e Trieste e nel porto di Genova. Non si tratta di un costo ma di un investimento per lo Stato, sostiene Marinese, con possibilità di un ritorno molto rapido, come dimostrato da diverse esperienze in giro per il mondo. La Cina ha investito 300 miliardi di euro appunto su quello che noi chiediamo, porto, sistemi piccole e medie imprese e incentivi fiscali. Negli ultimi 4 anni ne ha realizzati 384 miliardi, ne ha dati 300, ha recuperato il capitale e ha guadagnato 84 miliardi di euro. Non esiste un investimento così remunerativo al mondo. Tragedia questa mattina a Cavallino Tre Porti, una donna di 76 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finita dentro il canale, il paese è sotto shock. Una tragedia che ha lasciato sotto shock l'intero paese. Milena Zanella, 76 anni, era molto conosciuta. Questa mattina doveva andare a Jesolo, a poche centinaia di metri da casa, lungo via Saccagnana, il drammatico incidente. Come potete vedere la signora ha perso il controllo della macchina proprio in questo punto, poi con le ruote è salita sopra il marciapiede ed è finita dentro il canale tra queste due imbarcazioni. La macchina si è inabissata nelle acque del canale proprio di fronte al cimitero. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i sommozzatori, i vigili del fuoco e gli uomini del SUAM 118. Da Treviso è partito anche l'elicottero, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare e oggi qui è stato un via vai di amici, familiari, increduli residenti che ci raccontano come questa strada non è nuova ad incidenti simili. È già successo 1 anno o 2 anni fa, secondo me che anni passano in fretta, che è andato un altro in canale. E forse potrebbe essere stato proprio un malore che ha fatto sbandare l'auto della 76enne. Le cause sono al vaglio della polizia locale. Su una cosa tutti sono certi, la strada va messa in sicurezza. Devono pensare a qualcosa, a mettere una specie di parapetto o qualcosa a ringhiera. Molto stata una famiglia e lei è stata molto sfortunata perché è morto il marito una trentina di anni fa. Dopo è morto un figlio, un incidente stesso e lei ha fatto la stessa fine. Secondo lei qualcosa ci dovrebbe essere qui? Sicuramente, non secondo me, secondo tutti, guarda che roba, madonna. Ha saputo ora di questa notizia? Sì. Conosceva ovviamente la signora, la conoscevate tutti? Certo. Mamma che roba.
Continuiamo con la cronaca, controlli a 360 gradi nel locale di Mestre, TAG chiuso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Dopo la strage nella discoteca di Corinaldo sono aumentati anche nel veneziano i controlli durante il weekend che hanno portato alla chiusura provvisoria del TAG, storico locale mestrino in via della Giustizia. Carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia municipale hanno riscontrato una serie di violazioni di norme su più fronti, in particolare in materia di sicurezza. In primis le uscite che non erano sufficientemente illuminate e non presentavano la segnaletica indicatrice prevista. Gli agenti della municipale hanno invece approfondito l'autorizzazione alla distribuzione di bevande alcoliche, trovando anche qui delle irregolarità ed elevando verbali con sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro. I carabinieri hanno controllato i presenti alla ricerca di possibili sospetti o segnalati, riscontrando che nonostante il club sia organizzato come circolo privato, di fatto è aperto a un numero indefinito di utenti. L'intento delle verifiche decise dalla prefettura è stato quello di prevenire l'eventualità che qualche malintenzionato potesse sfruttare la calca per derubare i clienti, magari anche con l'utilizzo di spray urticanti, pratica piuttosto diffusa durante serate come queste e che riporta con la mente a quanto accaduto qualche settimana fa. Al termine delle operazioni è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività del locale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio e continuiamo con la cronaca. Spacciava in sella la sua bicicletta e i carabinieri hanno arrestato una donna pusher che riforniva Mestre. Una 41enne mestrina era tenuta sotto stretto controllo dai carabinieri che sospettavano potesse gestire una fiorente attività di spaccio nel centro di Mestre e dopo un servizio di appostamento e osservazione ne hanno avuto la conferma. La donna è stata trovata con 2 sassi di eroina per un peso complessivo di 2 etti. I carabinieri hanno scoperto che la 41enne si muoveva con una bicicletta nell'area della stazione tra via Dante e via Rizzardi. Il controllo è scattato poco prima che la donna imboccasse il sottopassaggio ferroviario che l'avrebbe portata in zona Piave. Il suo nervosismo alla perquisizione è stato il primo indizio. Il ritrovamento dei 2 sassi all'interno del suo borsello la conferma dell'attività illecita. Sono state le prime analisi con precursore a confermare che la sostanza fosse eroina. Per la donna, che riforniva i tossicodipendenti tra il quartiere Piave e Marghera, sono dunque scattate le manette. Siamo al basket, è stata una partita sofferta ma alla fine l'Umana Reyer ha avuto la meglio su Brindisi. Si è conclusa 70-59 la partita tra l'Umana Reyer e la Picasa Brindisi, in cui gli Orogranata, nonostante l'assenza di Stone non rientrato in tempo utile dagli Stati Uniti, Tonutti in panchina e Widmar in tribuna per consentirgli un turno di riposo nella rotazione, hanno avuto la meglio. Bene, sapevamo che stasera c'era da soffrire perché per le assenze anche dell'ultimo minuto, perché con 3 giocatori di quintetto fuori, con qualcuno che non doveva giocare. Sapevamo che c'era da soffrire e sono molto contento di questa vittoria perché è stata una vittoria voluta, desiderata, strappata nonostante avessimo avuto percentuali non buone da 3 punti come ci succede ormai da un paio di partite, però con tiri molto ben costruiti e quindi è una vittoria molto importante che ci permette di affrontare adesso un'altra settimana difficile. Gli Orogranata sono già partiti alla volta di Israele dove si disputerà per loro un'altra importante partita. Però ho apprezzato molto la voglia da parte di tutti i giocatori di sacrificarsi e di portare a casa questa vittoria con desiderio, con anche quintetti difficili, ripeto, in una serata dove abbiamo costruito come il nostro solito ma non abbiamo concretizzato al di là poi di tutte le valutazioni che possono essere fatte. Ed ora guardiamo insieme le immagini del presepe realizzato nel comune di Venezia a Ca' Farsetti. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow,
Well, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. E come avete visto da queste bellissime immagini è tornata la nostra rubrica sui vostri presepi, quindi continuate ad inviarci le immagini o segnalateci le vostre creazioni, le nostre telecamere verranno nelle vostre case, le potete fare chiamandoci o inviandoci i filmati al numero o alla mail che state vedendo in sovraimpressione. Prima di lasciarvi vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospite in studio Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo. Subito dopo non perdetevi Ring con Luca Zaia, si parlerà di autonomia, il governatore ha dichiarato abbiamo finito la pazienza, ma anche di montagna ferita, grandi opere e Olimpiadi. E questo è davvero tutto, io vi lascio ora come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento, tempo dunque stabile ma piuttosto nebbioso. Vediamo il dettaglio di martedì 18 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto ovunque e anche per lo più soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia saranno possibili, specie al mattino, nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure del Veronese e del Rodigino. Temperature minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 2 e 7 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di qualche velatura a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Clima freddo con temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà molto simile, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà anche in questo caso sereno e sgombro da nubi su tutti i settori della nostra regione, salvo per qualche nebbia al mattino sulle vallate settentrionali. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 7 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.